Da una protesta civile l'inizio di una grande tradizione che da quasi mezzo secolo primeggia nel panorama nazionale come la manifestazione di atletica che negli anni ha saputo coniugare le imprese sportive all'impegno sociale e alla solidarietà. È un 2022 dedicato alla storia delle 24 ore di San Martino, fissata per immagini e racconti. Quella racchiusa nell'iconico calendario del CIPA, l'organismo di Confindustria Belluno Dolomiti, che assiste le aziende nelle pratiche ambientali, nel ginepraio delle normative che regolano il settore. Per fortuna che c'è il CIPA, come dice il nostro slogan, il CIPA c'è e noi ci adattiamo a queste necessità e teniamo le discariche appunto per questo motivo. Una corsa nel rispetto delle scadenze, quelle del CIPA, che questa volta sposa la sua sconfinata attenzione al territorio con la faticosa corsa che negli anni ha regalato record su record. C'era stamattina a Pianlonghi il primo frazionista della 24 ore edizione 1974, Giulio Pavei. Fu lui a scattare allo starter della gara a squadre, un atleta ogni 60 minuti per un giorno intero sulla pista del polisportivo, e con lui i campioni di ieri Luigino Bortoluzzi e Gabriele Denard, i paralimpici Davide Giozzetti e Oscar De Pellegrin, e di oggi i maratoneti William Daroit e Elvis Secco, reduci dall'impresa conclusa in questi giorni. 20 regioni, 20 maratone in 11 giorni e siamo riusciti a fare praticamente tutto il programma, aiutati da mio cugino che ci ha fatto da manager col camper, quindi trasferimenti veloci, e abbiamo fatto questo Giro d'Italia e era un desiderio che cullavamo da anni. Il senso della fatica è stata questa condivisione con il mio amico qua di avventura, e unendo al nostro viaggio un altro viaggio che è stato quello di passare in rassegna i vari posti di polizia e quei posti dove bisognava commemorare qualcuno. Fu Dino Fasolo negli anni '80 con il gruppo podistico Vescovà a raccogliere il testimone della grande tradizione della 24 ore, oggi passato di mano alla Pro Loco Castionese. Sospeso lo scorso anno per il Covid, quest'anno l'evento ritorna con 23 squadre pronte ai nastri di partenza, con i team dell'Associazione Portatori di Handicap ad insegnare che l'inclusione sociale è l'obiettivo per crescere insieme.